riempire gli spighi del cuore sopra il frastone. E passava l'estate, passava stralunata di amore. Una sezione di questo libro è dedicata a una sorta di murales, cioè voglio dire che in una pagina bianca trovate o un verso solo o pochi versi o dei versi in cima alla pagina, dei versi a metà e dei versi alla fine. Insomma, mi sono divertito a scrivere versi come qualcuno scrive su un muro qualche cosa, no? Quindi lo spirito era questo e mi ha lasciato la totale libertà. Quindi pensate, trovare in una pagina tutta bianca e un verso solo fatto di una parola sola. Pensate quanto michelangiolescamente io ho provato a togliere, visto che l'arte sta, dicono, nel levare, non nell'aggiungere, insomma, questo è. E ve lo dico così, anche questo me lo ricordo. Me la ricordo, questa è una parola sola, cioè quando non mi ricorderò più una parola sola è meglio che buttate via, mi rottamate. Ed è un verbo con un punto esclamativo, ed è il verbo guarire. Cioè c'è una sola parola in una pagina bianca, al centro della pagina c'è il verbo guarire con il punto esclamativo. Se uno capisce la metafora che c'è tutto intorno a un verbo di questo genere, bene. Se riempie la pagina con le sue sensazioni, come fosse una bella cosa che sarebbe una bella cosa che accadesse, meglio. Se addirittura ci scrive sopra il libro versi suoi che migliorano pure il mio, sono ancora più contento. Da un altro amore per le lacrime che avrai negli occhi. La bellezza di questo spettacolo di oggi, che per la prima volta Orsetta Foà e Arnoldo Foà insieme saranno sullo stesso palco, e quindi ci divertiremo un po' a ricordare Alda anche attraverso la musica di Roberto Vecchioni, eseguita strepitosamente, anche se non si può dire, da Giovanni Bloch, e quindi sarà un canto di gioia, di poesia questo qua, anche grazie alla voce densa di uno dei grandi maestri del teatro, che è Arnoldo Foà. Che non ho più un fiore nei capelli, che giro ignuda per la casa e invoco la morte, che ha soltanto una faccia femminile. Ero un grano e la mia vita andava affacciata dalle tue labbra. Oh maledetto te, che hai spento tutte le lampadine del mio teatro. La mia recitazione è finita. Non troverai neanche il mio cadavere, perché tutti gli angeli portarono in cielo i poveri morti d'amore. Continua attesa e disperata rabbia di copiare il cielo. Tentativo nuovo dei degetti che crederanno in Dio Padre. La sindone non diventerà mai un sarcofago, ma una veste totale e viva.